Mm. Esatto. Esatto. Signore, Cristo, ascoltaci. Cristo, esaltaci. Figlio del Spirito Santo, Santo, Santo Padre, Santo Vergine delle Vergini, Santo Cristo, Santo
dei magazzini, Cristina Gine, grazie del mondo, preghiamo. Padre nostro, Padre, gloria allo Spirito Santo. E ora che
Nel nome di Signore, e non lo Spirito Santo sia con voi e con il carissimi fratelli. Dopo il rosario che abbiamo recitato, capito come nati per i nostri amici. Nei nostri ora sono buoni. Io Signore, Cristo, Cristo, Signore,
Vivi. Gesù, la tua Chiesa, oh Padre, per il cielo poiché la nostra vita è stata abbastanza che noi viviamo di nostra della gloria e del per tutti i secoli. Con molte durante apparendo loro e parlando mentre si trovava a tavola, ordinò loro di non allontanare, ma di attendere che voi avete udito da Giovanni, voi invece, erano molti quelli dunque, Signore, ecco il grazie per averlo pensato, ma è che rispose, non aspettate anche gli altri, ma ricevete, sceglierà e io sarete testimoni. Detto questo, mentre è una nuvola che si stanno fissando quando come di Galilea, perché sta per andare?
Questo Gesù che vi mette a voi verrà allo stesso modo la benedizione della Vediamo. popolo tutti partecipato alla benedizione del il Signore la sua perché Dio è bello andare Dio Dio viene questo non è un santuario figura di Dio, ma nel cielo per comparire con la Dio al nostro e non deve come sono in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro sofferenza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua casa. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti
fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio a lodare il Signore. Gesù se ne va e gli apostoli tornano a Gerusalemme con grande gioia. Vi sembra bello? Vi sembra giusto? O forse non abbiamo capito bene? Perché gli apostoli sono con grande gioia? Perché il Signore Gesù non è scappato, non è salito in alto nel cielo a centinaia, migliaia di chilometri. No, Gesù è in mezzo a noi, è rimasto in mezzo, però la sua figura umana è scomparsa. Ma non è scomparso lui, perché dove è salito il Signore Gesù è il senso della ascensione. È salito nel cuore di ognuno di noi, è salito nell'anima di ognuno di noi, è salito nella mente dell'uomo, perché ogni uomo sia, come dice il Vangelo, testimone. Difatti, non ha incaricato soltanto gli undici, poi anche i discepoli, poi anche le donne, sì, certamente, ma in loro siamo stati incaricati di noi ad essere testimoni dell'amore, ad essere testimoni della parola, ad essere testimoni di quel Dio che per amore si è fatto uomo, per amore ha donato la vita e con la potenza dell'amore è risorto. Questa è la bellezza e la grandezza di questo giorno. Gesù che sale nel cuore, nella mente e nell'anima di ogni uomo, di buona volontà.
quale si intende. Perché gli uomini che non hanno buona volontà ne chiudono ma non li abbiamo accolto. Noi l'abbiamo ricevuto. Noi siamo qui oggi per essere testimoni. Ce l'ha insegnato la Vergine Maria. Ricordate, alle nozze di Cana è invitata la mamma di Gesù e sono invitati anche Gesù con i discepoli che festa a un certo punto la festa perde di montente, manca il vino e la Madonna dice a Gesù non hanno più vino e dice ai servi fate quello che egli vi dirà. Lei che ha ascoltato la parola di Dio, lei che si è fatto umile ancella del Signore, lei ci insegna ad ascoltare, lei ci insegna a testimoniare, lei ci insegna ad annunciare. In questo giorno, come nel giorno della Pentecoste, il Signore Gesù ci manda, ci invia. Sarete miei testimoni. E ci sarà la sofferenza e ci sarà la gioia, ma sempre ci sarò io con voi. Ecco che cosa ci dice il Signore. E allora oggi noi chiediamo alla Vergine Maria, tu che hai detto un sì totale, generoso, che ha salvato l'umanità, tu insegnaci a dire di sì anche noi. Il Signore oggi ci dice, sarete i miei testimoni. Signore, noi lo possiamo essere, ma sul serio, non chiacchierando, non dicendo parole inutili, no, che sappiamo essere suoi testimoni con la nostra vita, nella gioia e nel dolore, perché Gesù è sempre con noi e rende sereno anche il dolore. Ma sarete i miei testimoni nella vita, con la gioia, con il dolore. Sarete i miei testimoni con la parola. Sarete i miei testimoni soprattutto con l'esempio. La Madonna, tornando da Gerusalemme con Gesù che si era spandito tra la gente, poi era con gli scrivi e farisei che ascoltavano, li interrogava. Maria torna a casa con Gesù, conservando nel suo cuore le parole che Gesù aveva detto. Devo occuparmi delle cose del Padre. La Vergine Santissima, che abbiamo onorato e acclamato tutti i giorni in questo mese di maggio, ci aiuti a essere fedeli all'impegno della testimonianza. Ci aiuti ad essere fedeli all'impegno dell'amore condiviso, che sappiamo donarci gli uni agli altri, che si renda capaci di un annuncio con semplicità, ma con gioia, quando si presenta anche a noi questa occasione. Maria, Vergine fedele, prega per noi. Rinnoviamo il nostro sì al Signore con l'atto di fede battesimale. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati tutti sepolti insieme con Cristo e con Lui è risorto, per poter camminare con Lui una vita nuova. Ora, al termine di questo cammino, al termine di questo
Signore e ai fratelli la nostra fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Io onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che siamo liberati dal peccato e siamo fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo con gioia la nostra preghiera di lode e di ringraziamento per l'intercessione di Maria a Gesù che è asseduta in cielo alla destra del Padre, ma che è sempre in mezzo a noi, nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre mani. Diciamo assieme, ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, mortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annuncia fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri della fede e costruttori di comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli operatori delle comunicazioni sociali, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono, permettino la potenza salvifica dell'amore divino, per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando, ravivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Un ricordo particolare per i nostri defunti, in particolare dobbiamo ricordare tutti i defunti, i nostri defunti delle nostre residenze che ci hanno lasciato in questi ultimi anni. Per loro ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. E una preghiera speciale di ricordare per i nuovi 6 sacerdoti della nostra diocesi, che sono stati ordinati ieri sera in cattedra, siano veramente testimoni del Signore, con la vita, con l'esempio, con la fede, e trovino in tutti noi una risposta generosa. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. E un'altra invocazione forte, Signore, donaci la pace, noi te lo chiediamo. Ascoltaci, o Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra e della bocca del
Ancora il Signore il sacrificio che preghiamo nella grande assunzione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Figlio i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù rende la gloria, vincitore del peccato e della morte. Oggi è salito al cielo tra il corpo festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo. Non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preso nella dimora eterna, dimorando anche nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre anime. Per darci una serena fiducia che dove è Lui capo di quell'oggetto, saremo anche noi sue membra, uniti nella lode e nella gloria. Per questo mistero di sapienza, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, tutti i giorni santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di Dio, ti offriamo Padre della vita e in caris e della salvezza. E ti rendiamo grazie perché sei desideri di stare nella tua presenza, a compiere i servizi sacerdotali. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta di noi, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Amettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci della parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e l'Angelo di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi in ogni tempo che furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni potere e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedendo ai tuoi apostoli vi lascio la pace e do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Non scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, ogni peccato del mondo, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati
Poche parole per ringraziare i direttori del Civitas Spite che ci hanno permesso di preparare bene sia la professione che la concentrazione, ma in modo particolare il personale. Un grazie ai nostri volontari, il nostro un po'. Novitarsi che vedete presente, le sorelle che sono sedute, ecco, i nostri volontari, i volontari dell'Ordine di Malta, che sono miei confratelli, e tutti gli altri volontari. Anche se non appartengono a nessuna associazione, i familiari, grazie per essere venuti, per aver accompagnato gli ospiti a
di questa celebrazione. Cristo asceso al cielo non ci ha lasciati soli, ma è con noi fino alla fine dei tempi. Amen. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, Padre, sembrano nei nostri cuori come il desiderio della patria del cielo e si conducano seguendo le sue orme, laddove sta presieduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Con tutto il cuore ci uniamo alle grazie che ha espresso Gerardo a tutti noi. Voglio ricordarvi che martedì, l'ultimo giorno di maggio, è la festa di Maria Santissima che va a trovare Santa Giuseppina, che va a trovare la visitazione. È una delle feste più belle, viviamola intensamente per condurre il mondo migliore, per ognuno di noi il mese di maggio. Vi ricordo poi che giovedì è il primo giovedì del mese, venerdì è il primo venerdì del mese, e sabato il primo sabato. Giorni intensi proprio, ed è la vigilia di Pentecoste, per l'invocato dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, il Signore Dio ci liberi da ogni male dell'anima e del corpo. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Di accompagnare i nostri ospiti. Grazie.